Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi giocheremo a 5 minuti più 5 secondi come mi è stato suggerito da alcuni ragazzi nei commenti e probabilmente sì, sarò un po' più calmo a commentare. Giochiamo la nostra partita italiana con Alfiere C4. Ok, Alfiere 7 è una mossa un po' passiva perché prima o poi per far uscire questo alfiere dovrà giocare di 6. E a quel punto l'alfiere si troverà all'interno della catena di pedoni che sarà formata così e quindi sarà un po' più passivo rispetto a come sarebbe se fosse ad esempio in C5. Infatti alfiere C5 è la mossa più popolare. Qua possiamo giocare al Rocco, tranquilli. Ok, io so che molte persone molti giocatori hanno dei problemi a dire, cioè giocano spesso l'italiana, però non sanno cosa fare dopo, no? E quindi adesso andremo a vedere un piano tipico per il bianco. Ok, qua le mosse sono più o meno le stesse da fare, potete girare l'ordine come volete, però H3 è una mossa utile per evitare alfiere G4 che a volte può essere un po' scomoda da affrontare. Cavallo di 2. Ok, A6. Questo è mio padre che mi chiama. E vabbè, lo richiamiamo dopo. Ehm, allora, A6 minaccia B5 e magari cavallo A5. Quindi io gioco C3 con l'idea su B5, me ne torno in B3, vabbè, torno in B3, che male non fa. Così in caso di cavallo A5 posso tenermi il mio alfiere nascondendolo per il momento in C2. Alfiere F8, torre 1. Queste posizioni sono tipiche della spagnola, siamo un po' rientrati come se io avessi giocato alfiere P5, alfiere A4, alfiere B3. Cavallo E7 vuole rimanovrare come voglio fare io. Questa è la manovra tipica. Cavallo di 2, cavallo F1 e cavallo G3. Vedete che anche il mio avversario ha fatto la stessa cosa. Cavallo G3. L'idea è di cercare di andare per la casa F5. Simmetricamente lui vorrà andare in F4. Non dobbiamo dimenticarci però che nel frattempo esiste il centro. Quindi D4 mi sembra una mossa ottima, adesso che ho quasi finito lo sviluppo. Nel senso che questo alfiere è ancora a casa, però devo ancora decidere se metterlo in G5 o in E3. Non so, vedrò più avanti. Non è ancora arrivato il momento di decidere. Ok, alfiere 6. Mm, Forse posso cercare di schiacciarlo indietro con questa mossa, con D5. Perché no? Se mangia, mangio e ho guadagnato più spazio. Questo alfiere rimarrà per un bel po' molto passivo in F8. Guardiamo la differenza, se fosse in C5 questo alfiere sarebbe molto forte lungo questa diagonale. E invece, eh, diciamo, a causa della sua terza mossa, alfiere 7, l'alfiere si è ritrovato all'interno della sua struttura pedonale al centro. Ok, ora sono arrivate in contatto queste torri. Che fare? Mangiare, non mangiare? Farci mangiare? Ok, in questo caso preferisco farmi mangiare, non avere fretta. Se mangia lui, la donna va in E1, controlla la mia donna, la controlla la colonna E, quindi sono abbastanza contento. Cavallo di 4.
L'ho giocata per, appunto, per impossessarmi della casa F5, che spesso è un'ottima casa per il cavallo. Guarda tante caselle importanti. Ok, cavallo 5 è una buona mossa, forse lo posso cacciare con F4, però rischio di indebolirmi molto lungo questa diagonale, la diagonale A7G1. E bisogna essere un po' prudenti con queste spinte davanti al re. Forse è giunto il momento di sviluppare l'ultimo alfiere. Su H6 non ho ancora deciso dove andrò. Eh, hmm. H6 è un piccolo indebolimento dell'arrocco, soprattutto in vista, probabilmente lui vorrà riciclare l'alfiere in fianchetto, quindi questo pedone in H6 magari diventerà una debolezza più avanti. Magari su G6 posso fare donna di 2 e creare questa batteria contro la debolezza che gli ho appena mm, provocato. Ok, è arrivato il momento di mettere il cavallo in F5. Cavallo F5, adesso G6 non è più possibile perché ho fatto questa furbata di mettere prima l'alfiere in G5 e poi ritirarlo in E3, provocandogli questo. Appunto, non è grave come indebolimento, però gli crea delle noie, secondo me. Ora dobbiamo farci la domanda, nella nostra posizione qual è il pezzo che sta giocando meno? Secondo me è l'alfiere in B3, che starebbe molto meglio lungo questa diagonale. Attacca anche il re. Ok, questa cavallo E4 sembra proprio cascare a fagiolo per i miei piani, no? Però è anche vero che si mette sotto l'attacco della mia torre, quindi una mossa come alfiere H6 va valutata. Alfiere H6 sarebbe un tatticismo che funziona nel caso lui mi rimangiasse, ma in realtà su alfiere H6, perché scopre no, l'azione della torre, in realtà su alfiere H6 forse lui potrebbe fare cavallo per F2 intermedia attaccandomi la donna. Dopo io gli rimangio il cavallo e lui mi rimangia l'alfiere. Quindi saremo pezzi pari. Io preferisco seguire il mio piano con alfiere C2. Inizia a diventare pericolosa la faccenda per lui perché se dovesse, non so, spostare questo cavallo, come mi aspetto, che farà? Cavallo 4 è una mossa un po' strana, effettivamente. Io posso pensare di giocare F4 scacciandogli questo, seguito da donna di 3, creando un'altra batteria molto forte. E... Inizio a avere poco tempo. Voglio giocare F4 impedendogli di andare in questa forte casa in C4. Quindi prima gioco B3. Preparo F4 e dopodiché lui potrà andare soltanto in case più passive. In C4 mi avrebbe un po' disturbato, diciamo. Ok, sto cercando un modo per portare la mia donna ad attaccare il re, però non è così facile. Donna 5, donna 5, donna 5, minaccia D5. Inizio ad avere poco tempo. Come lo difendo D5? Beh, F4
Scaccio il cavallo, probabilmente andrà in G6. E, e a quel punto io come lo difendo di 5, non ho più tempo, posso fare forse alfiere di 4. Alfiere di 4 con una minaccia più tattica, diciamo. Su donna per D5 che mi aspetto. Potrebbe esserci alfiere per F6 o cavallo per H6. Su cavallo per D5, allora aspetta, cambio la torre per guadagnare qualche secondo e ne approfitto per arrivare con la mia donna in G4. Forse in H5 era meglio, però ha finito il tempo. Dovrò inventarmi qualcosa. Allora, G3 non la posso fare. Meglio portare al sicuro il re. Che su G3 sarebbe seguita cavallo E2. Donna G5 minaccio cavallo H6. Scoprendo la minaccia della mia donna sulla sua donna in A5. E in realtà, detta sinceramente, con 12 secondi spero proprio che non se ne accorga, e invece se ne è accorto. Porca vacca. Ehm, Torre F1. Con donna di 5 non mi stava minacciando matto perché c'è la mia donna che tiene. Minaccio. Ok, spero di aver visto giusto. Ah, non capisco niente. Forse do matto. Ma devo essere molto fortunato. Scacco, scacco, scacco. Maybe. Se mangia dovrei dare matto. Sì, sono sicuro. Più o meno. Facciamo finta. Ehm, Se invece non mangia, cosa fa? Se invece non mangia, ha un pezzo in più. Logicamente. No, occupato. Qua vogliono entrare in camera, probabilmente vogliono chiedermi cosa si mangia stasera. Ma deve mangiare quest'uomo. Se no cosa fa? No, mangia quello. Io gli mangio la donna. Sì. Dopo vi mostro il matto che avevo visto, veramente carino secondo me. Cavallo per F4. Donna. Facciamo donna. Facciamo donna F5. Attacchiamo sia la torre che il cavallo, anche se probabilmente lui mangerà G2. Non è un problema, anche se sembra molto aggressivo con torre per G2. Dopo re H1 si ritroverebbe con il cavallo attaccato che difende la torre che è a sua volta attaccata dal re. Quindi dovremmo guadagnare altro materiale. In realtà non ho del materiale in più, nel senso che ho la donna per una vagonata di pezzi e pedoni, però sono abbastanza contento della mia posizione. Ok, come volessi dimostrare, adesso lui è nei guai, nel senso che perde altro materiale, perché non c'è modo di difendere questo con l'alfiere, non c'è modo di difendere quello con la torre, e se sposta il cavallo perde la torre, quindi me la sono vista brutta, ma eh, dovrebbe essere una vittoria abbastanza facile questa. Ok, se diamo matto velocemente è anche meglio, così ce ne andiamo tutti a mangiare.
Ok, infatti, torre di 3, donna F6, creo questa batteria assolutamente fortissima. Ok, può dare qualche scacco di torre, ma io gli vado addosso con il re, scacco, scacco, re 2. Prima o poi gli scacchi di torre finiscono sempre. Ok. E... Ok, se non vuole prendere matto, probabilmente dovrà dare la torre sull'alfiere. Ok. Adesso, cioè, puoi avere tutti i pedoni che vuoi, ma con la donna te li mangio tutti, quindi giustamente abbandona. Andiamo a vedere un attimo se stavo vedendo le cose giuste. Torre per F4, su cavallo per F4, avevo visto cavallo H6, re H8 e cavallo per F7 e su donna per F7, donna H6, sfruttando l'inchiodatura di questo pedone, re G8 e donna H7 matto. Guardiamo questi alfieri quanto sono piazzati bene per l'attacco sul re. Ok, in realtà adesso che vedo, lui probabilmente aveva anche re G8 qua, che è una difesa più coriacea sicuramente. Eh, ok, ma chi se ne frega, non se ne sarebbe mai accorto. E- ok, non mi spiego perché lui abbia... Urca, cos'è che succede qua? Qua lui ha mangiato l'alfiere, non si è accorto semplicemente che io nel momento in cui rimuovo questo cavallo sto rimuovendo anche il difensore della donna e quindi sto minacciando cavallo H6 che lui si è preso bellamente. Tra l'altro, come la partita dell'altra volta, se avessi giocato a cavallo E7 avrei rovinato tutto perché il cavallo tiene la donna in D5. Un po' un caso, diciamo. Ok ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa partita, sarà sicuramente piena di errori, fatemeli notare tutti e ci vediamo al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!